Buongiorno, ben collegati ad Istituto Cipriani News, il nostro TG mensile dove vi aggiorneremo mese per mese sulle attività e gli eventi che ci coinvolgono. Oggi vi illustreremo gli eventi a cui abbiamo partecipato nei mesi di gennaio e febbraio. Iniziamo parlandovi del 21 gennaio, cioè ITS Day. Diamo la parola alla nostra inviata Nicoletta. Per il secondo anno consecutivo, sabato 21 gennaio presso l'Auditorium Sacenti si è svolto l'evento ITS Day, che ha visto coinvolti le referenti dell'ITS Academy Enogastronomia e ITS Turismo. Quest'anno, grazie alla collaborazione con CNA Padova Rovigo e la Camera del Commercio, l'evento ha visto coinvolti tutte le classi quarte e quinte del nostro istituto. Questo incontro ha avuto lo scopo di aiutare gli studenti nell'importante scelta futura post-diploma, che segnerà il loro percorso lavorativo e formativo futuro. Gli istituti tecnici superiori sono sicuramente ancora poco conosciuti tra gli studenti, ma rappresentano sempre più un'opportunità di formazione di alto livello e per questo le referenti per l'orientamento in uscita ritengono sia di fondamentale importanza dare la possibilità di conoscere e ascoltare dal vivo chi queste realtà la vive ormai tutti i giorni. Diamo ora la linea allo studio. Grazie Nicoletta. Il 27 gennaio, per la ricorrenza della Giornata della Memoria, si sono tenute varie attività svolte dai docenti in ogni classe e il 1 febbraio alcune classi del nostro istituto hanno partecipato ad una maratona di lettura presso l'Auditorium Sacenti per ricordare il tragico sterminio del popolo ebraico. Diamo quindi la parola a Valeria che ci spiegherà qualcosa di più. Nella giornata di mercoledì 1 febbraio alcuni studenti sono stati coinvolti alla maratona di lettura, dove hanno letto delle riflessioni e dei pezzi di brani scritti dagli autori, tra cui Primo Levi, Edith Bruck e la senatrice Liliana Segre. Sono poi stati trasmessi dei filmati con l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti in merito a ciò che è successo. La giornata della memoria è fondamentale per far sì che generazioni nuove e future non compiano gli stessi errori fatti precedentemente. Diamo la linea allo studio. Il nostro istituto ha da sempre un occhio di riguardo verso il tema dell'inclusione. Per questo molte classi con i loro docenti partecipano da diversi anni alla giornata dei calzini spaiati. Sapete di cosa si tratta? Ne parliamo insieme alla nostra inviata Misia. A te la linea. Il 3 febbraio anche la nostra scuola ha celebrato la giornata internazionale dei calzini spaiati. Scopriamo insieme qual è l'obiettivo di questa giornata. Lo scopo è di celebrare la diversità e sottolineare l'importanza dell'inclusività e del rispetto reciproco. Dove nasce questo progetto? L'idea è nata in una scuola del Friuli Venezia Giulia con lo scopo di sensibilizzare i bambini all'autismo e non solo. Ma perché proprio l'idea di indossare calzini di colori diversi? Questa scelta ha l'obiettivo di dimostrare che non c'è bisogno di essere uguali a tutti gli altri per essere accettati e apprezzati e serve anche a ricordare che ognuno di noi è unico e speciale, come i calzini che noi studenti abbiamo indossato. La giornata dei calzini spaiati incoraggia inoltre le persone ad essere se stesse e non preoccuparsi dei giudizi degli altri. Durante la giornata del 7 febbraio anche la nostra scuola ha partecipato alla giornata contro il bullismo e il cyberbullismo, un evento che ha lo scopo di prevenire e contrastare questo fenomeno che causa gravi conseguenze per la salute fisica e mentale delle vittime. Entriamo nel vivo della giornata e diamo la parola a Valeria. I ragazzi di prima, seconda e terza hanno assistito all'evento Cuori Connessi, un progetto nato dalla collaborazione di Unieuro e Polizia di Stato contro il cyberbullismo. Mentre le classi quarte e quinte hanno visionato un filmato nel quale i protagonisti fortunatamente sono riusciti a superare la situazione, parlandone con i familiari, scuola e denunciando. Dopo questa attività tutte le classi sono state impegnate in un momento di riflessione. Ormai giunto alla sua 14ª edizione, il progetto Polesine Cultura da Gustare vede impegnate le classi quarte del nostro istituto in 4 eventi annuali. Il primo evento, A tavola con Shakespeare, ha avuto luogo sabato 18 febbraio. Ce ne parla Giulia in collegamento dal ristorante didattico. Anche quest'anno l'Istituto Alberghiero Giuseppe Cipriani sta organizzando la 14ª edizione di Polesine Cultura da Gustare. La scuola ha aperto le porte sabato 18 febbraio 2023 alle ore 13 con l'evento intitolato A tavola con Shakespeare.
un'esperienza culturale, enogastronomica e di ospitalità nei territori dell'Alto Polesine e di Verona, che vedrà protagoniste le classi quarta B articolata, accoglienza e sala e quarta B enogastronomia. Gli eventi saranno aperti anche al pubblico, previa prenotazione tramite apposito link. A te Mirko, la linea. Sempre più a pieno regime, il bar del nostro istituto prepara di settimana in settimana favolosi prodotti per tutto il personale. Lasciamo la parola a Misia che ci racconta qualcosa di più. Grazie Mirko, siamo in collegamento dalla hall del nostro istituto durante il momento della ricreazione. Ogni settimana presso il bar dell'istituto per il personale è possibile acquistare il pane e degustare, oltre alle classiche brioche o alla pizza, deliziosi dolci da forno preparati dagli studenti del corso di panificazione. Ogni settimana gli studenti si dedicano ad una ricetta specifica che espongono al personale. Questa settimana, per esempio, ci hanno portato alla scoperta del cannoncino alla crema, chiamato anche cannolo piemontese, la cui ricetta prevede una sfoglia rotolata ripiena di crema o zabaione. Una vera delizia per gli occhi e per il palato. Linea allo studio. Siamo ormai quasi giunti al termine di questo TG del mese. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata del nostro TG.